Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Ospite di questa puntata, al di là che lo ringrazio che è venuto a trovarmi per tutti gli impegni che ha giornalmente, visto il momento che sta attraversando il mondo e anche la nostra regione, dunque lo ringrazio davvero, e poi è il nuovo direttore generale della sanità della regione Veneto, il dottor Luciano Flor. Buonasera dottore. Buonasera. Grazie, buonasera. No, grazie a lei di essere con noi. So oggi pomeriggio sarà in conferenza stampa con Zaia alla Protezione Civile, è sempre presente. Allora, prima faccio i complimenti che è diventato direttore generale della sanità del Veneto. Personalmente sono molto contento. Gli ho detto prima di andare in onda per dimostrare che come ero prima sono anche oggi. Sono molto contento che lei sia diventato direttore generale in un momento così difficile. E la prima domanda che le faccio, una bella gatta da pelare? È un lavoro molto impegnativo, in particolare in questo momento. Posso dire però che è anche un grandissimo onore poter guidare una sanità come quella del Veneto, che è una sanità che io lo so anche tra i miei colleghi, è osservata e anche invidiata in tutta Italia e non solo. È un bel impegno, insomma, diciamo così, visto il momento delicatissimo che sta attraversando il pianeta, dico, per via di questa pandemia incredibile. In questo momento l'impegno che la pandemia comporta si aggiunge a un impegno rutinario, quotidiano che abbiamo, perché bisogna anche guardare avanti, bisogna pensare anche a tutto il resto, bisogna pensare a quello che vorremmo fare domani e che potremo fare domani, e quindi bisogna un po' sdoppiarsi. Certo che la pandemia in questo momento occupa gran parte delle nostre ore, perché non vogliamo lasciare nulla di intentato, non vogliamo che ci sia qualcosa che possiamo fare e non stiamo facendo. Bene, in questa puntata avrò molte cose da chiederle, dai vaccini, tamponi, dalla nuova pediatria, da Crisanti, insomma tante cose da poter parlare con lei, però prima è doveroso andare a vedere la scheda del nuovo direttore generale della sanità della regione Veneto, vediamo. Una vita spesa a servizio della sanità. Luciano Flor, 62 anni, è il nuovo direttore generale della sanità della regione Veneto. Nato a Revò, nella provincia di Trento, il 24 febbraio 1958, si laurea in medicina e chirurgia all'Università di Padova, con la specializzazione in igiene e medicina preventiva. Dopo i primi anni di lavoro presso la direzione sanitaria del complesso convenzionato ospedale Università di Padova, tra il 99 e il 2000 ricopre il ruolo di dirigente medico presso l'assessorato alla sanità della provincia di Trento. Nel biennio successivo è direttore sanitario dell'ULSS 20 di Verona, mentre tra il 2003 e il 2007 ricopre il medesimo incarico presso l'azienda ospedaliera Scaligera e in quella padovana nel 2008-2009. Dopo altri incarichi in Trentino, a partire dal 2016 il ritorno nella città del Santo, dove viene nominato direttore generale dell'azienda ospedaliera. Nel corso dei suoi 4 anni a Padova, Flor è protagonista di momenti importanti della sanità cittadina, come il progetto del nuovo polo della salute di Padova Est, con l'accordo di programma siglato ad aprile, e quello della nuova pediatria di via Giustiniani, approvato lo scorso luglio, fino alla lucida gestione dell'emergenza coronavirus, con l'azienda ospedaliera a riferimento regionale fin dalle prime ore. Una carriera che gli è valsa la prestigiosa nomina di direttore generale della sanità veneta, per la quale ha rimandato l'appuntamento con la meritata pensione, che a questo punto dovrà attendere, visto che c'è ancora da lavorare al servizio della sanità. Io ricordo una delle ultime puntate, saluto anzi il Presidente della provincia che è collegato e seguirà la trasmissione, Bui, buonasera, buonasera Presidente. Dopo verremo, buonasera Presidente. Dopo verremo da lei. Allora,
ci ricorda, è venuto a trovarmi, mi diceva, dottor Flor, il periodo che stava ormai, era imminente che doveva andare in pensione, allora chiedevamo chissà che il dottor Flor, il direttore Flor faccia il commissario per il nuovo ospedale, via discorrendo, e lei ha detto io sono a disposizione, se mi chiamano io sono a disposizione, ma in quel periodo avrebbe mai pensato di essere chiamato, oppure lei lo sapeva già che c'era questa possibilità come direttore generale della sanità del Veneto e lì ci ha nascosto qualcosina? No, io cerco di anticipare il futuro, ma non sono in grado di prevederlo. Non era in grado, non se l'aspettava, dico, non se l'aspettava. Non lo sapevo. E quando gli hanno detto, come ha accolto questa richiesta da parte del Presidente della Regione? L'ho accolta, diciamo, ho considerato l'impegno, ho considerato la situazione in cui siamo e devo dire anche il rapporto personale che ho sempre avuto col Presidente mi ha indotto insomma ad accettare con entusiasmo questo incarico. No, è anche prestigioso, però così volevo sapere se lo sapevo oppure no, perché lei ha l'occhio furbo, l'ho detto che magari mai vuoi che lo sapesse e ce l'ha nascosto a tutti noi giornalisti, perché tra l'altro oggi in conferenza l'ho visto bello, ha voluto fare delle precisazioni importanti insomma nei confronti della stampa e di tutti. Beh, io non sono proprio un amico dell'incertezza, quando vedo che le cose non sono chiare e sono in grado di dire come stanno mi sento in dovere di dirlo e di farlo. Allora rispondo alla sua domanda, quando lei me l'ha chiesto io non lo sapevo. Non lo sapevo, ma ha risposto in maniera così. Ma complimenti glieli ho fatti e li rifaccio. Senta, andiamo a parlare per la prima cosa, lei oggi in conferenza ha detto e ha chiesto ai giornalisti, ma voi sapete qual è la regione che fa più tamponi di tutti? E l'ha ripetuto diverse volte in modo tale da farlo recepire bene in quel momento alla stampa ma anche a tutti quelli che seguono questa vicenda. E ovviamente la regione che ha fatto più tamponi dall'inizio della pandemia è sicuramente il Veneto, ne ha fatti 3 milioni e mezzo, più di 3 milioni e mezzo, mi corregga se dico qualche numero inesatto. Però io non voglio fare questa domanda perché sappiamo tutti che la sanità in Veneto ha lavorato bene. La mia domanda è, quando le pongono la domanda, dottor Flor, fate molti tamponi, cosa vuol dire? Se poi io a raffronto vedo che abbiamo un'incidenza di morti molto alta, cioè i morti da dove arrivano? Perché io non guardo, tutti guardano i tamponi, guardano questo, però io guardo i morti e il Veneto oggi è una regione che ha i morti oltre 100 di media al giorno negli ultimi 20 giorni. Come mai questo dramma che sta vivendo questa regione secondo lei? Allora, non c'è probabilmente nel corso di un'epidemia una causa e una risposta unica. Bisogna pensare un po', guardando anche da fuori, confrontandosi con un mondo che sia paragonabile a noi e cercare di capire anche quello che davvero è accaduto e sta accadendo. Allora io posso dire, e non è una mia impressione, è un dato di fatto, il Veneto è stato colpito duramente dall'epidemia, duramente, e se tutto sommato ha ancora oggi un numero di malati e un numero di decessi che rapportato alla popolazione è inferiore a quello di altre regioni, questo è dovuto alla capacità del suo servizio sanitario di fronteggiare in termini di prevenzione e in termini di cura quello che è accaduto. Non si può nascondere che nelle ultime settimane il Veneto è stato duramente colpito dal virus. Lasciamo stare i comportamenti, le cause, un dato di fatto è che noi abbiamo un numero elevato di persone positive al tampone perché le cerchiamo con i tamponi e quindi abbiamo una grande capacità di fare test, di fare diagnosi, ne scopriamo tantissimi, tantissimi ne curiamo in ospedale, in rianimazione, a domicilio. E forse dovremmo guardare proprio il numero enorme di persone che stiamo assistendo e che si sono ammalate e vedere e ricondurre anche la nostra mortalità ad una popolazione di 5 milioni di abitanti. Ancora oggi, se noi guardiamo su questi dati, io dico che sicuramente un merito va scritto anche alla capacità di risposta del servizio sanitario, il numero di decessi che noi abbiamo sulla popolazione
è ancora un numero che è relativamente basso rispetto ad altre regioni. Però è un numero alto, cioè rispetto alle altre regioni il numero è molto alto, ma noi ma per quale motivo, dottor non possiamo però guardare il dato di un giorno o una settimana. No, parlo di ultimi 20 giorni. Noi abbiamo avuto un'epidemia, abbiamo avuto un momento dell'epidemia dove probabilmente eravamo anche meno colpiti. Ricordo che in primavera l'epidemia è durata relativamente poco, noi l'abbiamo fronteggiata violentemente, anticipando anche alcune cose, e noi abbiamo avuto un numero di decessi molto inferiore ad altri. In autunno altri hanno avuto l'epidemia che ha colpito meno duramente di quanto ha colpito in Veneto, su questo non c'è dubbio. Ricordo che altre regioni sono andate in zona rossa quando noi non siamo andati, sono andati in zona arancione quando noi non siamo andati. In queste regioni continua ad essere un numero complessivo di morti che è superiore al nostro. Quindi i dati di un'epidemia non possono essere letti in un momento puntuale. Anzi, chiedo leggermente il titolo, mi scusi direttore, così lei vede se è d'accordo anche col titolo che ho fatto per questa trasmissione, che la sanità veneta è sotto pressione, ovviamente per via del Covid, anche se ci sono 90 posti liberi in Italia, ma poi ne parleremo e poi avremo modo di capire. Io intendo sotto pressione ovviamente sotto un problema di vaccini, sotto un problema di tamponi, sotto un problema di tante altre cose che questo Covid ha fatto sì che nessuno se l'aspettasse arrivasse a questo periodo. Ma la domanda mia che non riesco a capire, questi morti, perché tutti me lo chiedono e mi farebbe piacere se lei riuscisse, direttore, a darmi una spiegazione, questi morti sono tutti causati per il Covid o con il Covid? E poi le rifaccio la domanda, perché così tanti, al di là dei tamponi, che il Veneto è quello che ne fa più di tutti, e in percentuale abbiamo un 4-5% rispetto alle altre regioni, quindi molto basso, però i morti sono alti. Perché questi morti? No, guarda, ho detto, la malattia da Covid-19 è una malattia che in molti casi causa una gravissima polmonite e una gravissima insufficienza respiratoria che in alcuni casi porta a rianimazione, e neanche la rianimazione riesce a risolvere il problema della malattia. Quando lei dice perché così tanti morti, dico, noi abbiamo in Veneto, dico, perché così tanti in Veneto? Le dico che rispetto al numero di malati che noi abbiamo avuto, e il numero di malati è davvero rilevante. Tantissimi, è vero. E noi li documentiamo perché non abbiamo mai tenuto segreto il numero di persone positive e il numero di malati che abbiamo ricoverati e il numero di decessi che noi registriamo. Ricordo che poi il decesso non è che avviene sempre al domicilio. Allora, il perché dei così tanti decessi, ricordo, noi non c'è una cura che non facciamo, non abbiamo lasciato nessuno senza un'assistenza adeguata in ospedale o non in ospedale. Questa è la gravità dell'epidemia, è la gravità della malattia. Noi non abbiamo avuto i decessi nella prima fase, li stiamo registrando nella seconda fase. Non riesco a capire, mi scusi se la interrompo maleducatamente, direttore, perché solo in Veneto? Cioè, ci sono morti, però il Veneto in questi ultimi 20 giorni, 25 giorni ha pagato un prezzo, nonostante che, ripeto, la sanità sta lavorando bene del Veneto, perché il lavoro che state facendo è sicuramente da lodare, però il Veneto da dove arriva? Guarda, allora bisogna essere onesti e io non è che voglio negare l'evidenza, le dico che i nostri morti vanno letti in rapporto al numero di malati che abbiamo avuto. Noi non abbiamo più morti di altre realtà in relazione al numero di malati, non abbiamo più morti in relazione al numero di ricoverati, non abbiamo più morti in relazione al numero di persone che sono andate in rianimazione. Noi abbiamo tanti morti perché abbiamo avuto tantissime persone malate, e questa malattia ha una frequenza di morte che è dimostrata ed esprime in tutti i paesi. Allora, non c'è da nascondere nulla o da cercare cause oscure. Non è che noi abbiamo evitato o sbagliato cure. Abbiamo offerto tutto ciò che oggi è disponibile, sia come cura che come assistenza in qualunque setting
assistenziali e anche in ospedale. Ma in effetti, direttore Flores, nessuno, cioè, tutti, nella percezione siamo tutti sicuri che la sanità Veneto ha lavorato bene e su questo non c'è piove. È proprio in virtù di questo che uno si chiede perché il Veneto in questa seconda ondata, che nessuno si sarebbe aspettata di questa gravità, è stato quello che ha avuto molti colpiti da questo virus e molti morti. Perché? Perché sono stati troppo incoscienti i veneti, hanno gestito male, non hanno messo la mascherina. Per quale motivo? Guardi, probabilmente non c'è un'unica causa. Nel corso di un'epidemia l'unica cosa è che c'è un agente infettante, che ci sono le persone che si ammalano. Ahimè, in questa occasione ci sono anche i morti. Se noi confrontiamo i morti sulla popolazione della nostra regione con altre regioni simili a noi abbiamo un numero complessivo di morti inferiore nell'epidemia, per questo motivo. In tutta la storia dice l'epidemia? Anche nella parte finale, ultima, insomma, no? Qui si parla di prima ondata, seconda ondata, terza ondata. Qualcuno in questo momento sta calando il numero dei malati, qualcuno li sta aumentando. Io direi che fare valutazioni in un momento intermedio, no? Sull'andamento. Noi viviamo alla giornata per cercare di fare ogni giorno quello che è possibile fare, tutto quello che si può fare, garantiamo le migliori cure possibili. Noi abbiamo guarito anche tantissime persone. Ma non ho dubbi sulla qualità vostra. Allora, quando si guarda questo dato... Non sto avendo dubbi su questo. La preoccupazione vuol dire che il Veneto, io compreso, ha avuto un comportamento non idoneo perché non fosse intaccato così dalle feste di Natale a prima, quando hanno aperto quel periodo i negozi. Cioè, ci sarà qualche motivo per cui noi in Veneto abbiamo avuto questa incidenza di numeri alti di infettati e di numeri alti di morti, e non sicuramente per colpa della sanità, anzi proprio le tolgo questo peso perché voi non l'avete, perché il fatto stesso che oggi in conferenza lei ha detto abbiamo 90 posti liberi oggi in terapia intensiva dà una certa tranquillità nello futuro, ovviamente augurandoci che non vengano riempiti. La domanda mia è: chi si è comportato male in questo periodo? Noi veneti ci siamo comportati male? Questa è la risposta che non riesco, o se lei riesce a spiegarmelo il perché. Il richiamo al corretto comportamento, ad evitare gli assembramenti, ad evitare occasioni di contatto in situazioni particolari non sarà mai ribattuto abbastanza, perché poi è la causa in cui ogni singola persona si contagia, no? Quella del avvicinare persone magari anche asintomatiche. C'è un fenomeno anche strano nell'andamento dell'epidemia. Ci sono le due regioni maggiori confinanti con noi che hanno passato dei periodi di chiusura, zona rossa, zona arancione, e oggi hanno più ricoverati di noi, hanno un numero di malati ricoverati maggiore di quello che abbiamo noi. Però hanno meno morti e meno infettati. Ne hanno meno in questo momento, ma io ho detto le fasi dell'epidemia hanno le fasi di maggiore incidenza, le fasi di minore incidenza, e forse il calcolo finale si potrà fare purtroppo solo a epidemia finita, perché ci sono delle variabili che incidono pesantemente anche nei comportamenti della popolazione da una regione all'altra. Allora io posso dire che rispetto a quello che è accaduto non siamo stati, credo, né fermi né in attesa di che accadesse qualcosa. Abbiamo fatto sempre tutto quello che era possibile fare. È ovvio che richiamiamo e dobbiamo richiamare il comportamento perché vanifichiamo il lavoro, ma vi chiedo, andate nelle nostre strutture, andate nelle strutture residenziali, per non dire negli ospedali e nelle terapie intensive, e vedete l'impegno che viene garantito dalle persone. Sull'andamento e sulle cause del perché in certi momenti c'è un maggior numero di malati o c'è un maggior numero di morti, io credo che la spiegazione in questo momento non siamo in grado di darla al 100%. Non è per un comportamento nostro non perfetto, diciamolo anche così, se si vedono anche nei bar, adesso siamo in arancione quindi sono chiusi, però nei ristoranti c'era i ragazzi giovani che hanno lì tutti all'aperto, tutti magari condivisibile, magari giustificata, tutto quello che vuole, però ci sarà qualcosa che ha fatto sì che noi siamo stati ovviamente... E ripeto, e glielo voglio togliere, non per colpa della sanità, perché la state gestendo bene. Su questo è fuori di dubbio. Allora, ci sono anche molti numeri che sono
assolutamente da interpretare e da prendere con grande cautela. Noi abbiamo circa 7.400 decessi, abbiamo registrato 280.000 positivi e 80.000 malati. In questo momento abbiamo 9.000 persone che seguiamo direttamente, ne abbiamo 3.000 negli ospedali e 2.000 a domicilio malati con sintomi. Ci sono regioni che hanno più morti di noi a pari popolazione con la metà dei malati e quindi sembrerebbe che si muore il doppio. Non è vero, è che noi abbiamo trovato più malati, altri ne hanno trovati meno, quindi i dati vanno letti con grande attenzione e con grande responsabilità anche nell'esprimere giudizi e valutazioni. Oggi noi abbiamo bisogno di molto rigore e molta serietà da parte di tutti, per evitare che questa malattia si propaghi ulteriormente. Questo è il grande sforzo che tutti possono fare, perché poi chi si ammala per le più diverse cause può andare incontro a un peggioramento consistente e qualcuno rimane asintomatico, anzi molti rimangono asintomatici, non c'è nessuna risposta a questo. Noi dibattiamo su tutto, ma nessuno ci dice perché uno rimane asintomatico e uno si ammala fino ad arrivare alla morte. Possiamo dire, direttore Flor, che anche i scienziati, il comitato scientifico, insomma, non ci ha capito un granché su questa faccenda, oppure dico una stupidaggine chiedendole questo? Guardi, il risultato strepitoso è stato riuscire a mettere a punto un vaccino in così poco tempo e vuol dire aver capito qualcosa del virus. Il vaccino è sicuramente in questo momento l'unica arma possibile che noi abbiamo, anche perché a tutt'oggi, quando dico tutte le cose non le sappiamo, noi non abbiamo a disposizione nei nostri ospedali, nei nostri ambulatori, una scatoletta di un farmaco con scritto farmaco anti-Covid, non ce l'abbiamo. E per questo dico che ci sono ancora tante cose da capire e da spiegare. Rincorriamo anche un virus che, come tutti i virus, ha delle mutazioni e quindi il virus si adatta all'ospite, si adatta all'ambiente e crea condizioni per svilupparsi e sopravvivere. Questo è noto nella medicina, che i virus hanno questo comportamento. Alcune cose ad oggi non sono facilmente spiegate e tipo le domande che lei pone, il perché forse lo capiremo quando capiremo esattamente qual è il meccanismo con cui il virus provoca la malattia. Certo, io glielo chiedo, ovviamente non è per far chiarezza, per fare e dare anche tranquillità a chi si sta ascoltando. Prima della pubblicità però voglio andare dal Presidente della Provincia Fabio Bui, do il tempo solo per una domanda, perché il Presidente del Provicetto ha letto e visto che veniva lei ospite, ha detto voglio assistere a tutta la trasmissione, poi farò delle domande anch'io al dottor Flor, perché ovviamente è un tema che interessa la nostra regione, ma anche Padova e la provincia, che ha 1 milione di abitanti. Presidente. Ma guardi, il dottor Flor ha detto che non c'è un'unica risposta alla riduzione del contagio. Io dico che c'è una possibile risposta, che è quella della responsabilità e dell'esercizio della responsabilità da parte dei cittadini. Ormai da mesi abbiamo imparato come si fronteggia in parte il Covid adottando quelle misure preventive che sono l'adozione dei presidi, e tante volte abbiamo abbandonato bellamente, non solo nell'estate ma anche più recentemente. Penso che oggi il dato dell'aumento del contagio sia legato anche ai primi giorni di dicembre, laddove le nostre piazze erano piene di gente senza grande cura di adottare questi presidi. E quindi io dico, oggi non c'è un vero antidoto, c'è il vaccino, ci saranno anche le disposizioni, e voi sapete che io sono per la zona rossa subito, con i rimborsi alle attività produttive che subiscono danni per queste chiusure.
però poi guardate, ne andiamo fuori solo se esercitiamo il nostro senso di responsabilità, che è il nostro senso civico, altrimenti i nostri ospedali andranno sempre più a riempirsi e probabilmente metteremo anche, ma su questo ce lo dirà il dottor Flor, metteremo a rischio anche la campagna vaccinale massiva che dovrà coinvolgere presto la popolazione. Perfetto. Perfetto, Presidente, è stato molto chiaro, lì dice a zona rossa, però poi ci vogliono i ristori, perché è facile dire, Presidente, facciamo, chiudiamo tutti, sarebbe magari per il Comitato Scientifico sarebbe la soluzione ideale, però poi bisogna anche far fronte ovviamente a questi imprenditori che stanno attraversando un momento drammatico anche loro e chissà come andrà a finire. È d'accordo su quello che ha detto il Presidente della provincia, dottor Flor? Che è stata praticamente, ha detto in parole povere, è stata colpa nostra, insomma c'è stato un comportamento non corretto da parte dei cittadini, ecco il motivo per cui oggi abbiamo tanti che hanno preso questo virus. Sì, io credo che richiamare il senso di responsabilità sia corretto e doveroso. Noi dobbiamo, con cercare i colpevoli in questo momento non risolviamo nulla, noi dobbiamo cercare di promuovere correttezza nei comportamenti, responsabilità, tanta responsabilità in tutti, giovani, adulti, diverse funzioni che non possiamo più svolgere come le svolgevamo prima, dobbiamo capire che è anche nel nostro interesse e non solo lo facciamo perché ce lo impone la legge, va contemperato con le esigenze. Però io capisco la sua diplomazia e anche quella... Ma guarda, non è una questione di diplomazia, io sono stato, credo, uno dei più duri nel reclamare comportamento corretto. Io ho detto comportatevi male e c'è sempre un posto in rianimazione. Però si sono comportati male. Questo lo dico anche oggi, lo dico ancora, comportatevi male e ci sarà un posto in rianimazione, e ricordo che purtroppo molti dei decessi di cui lei parla avvengono perché la rianimazione non è la cura sufficiente. Certo. Questo l'ho detto 1000 volte, ma non è che lo voglio dire in termini di minaccia, lo dico perché rappresenta la realtà. La realtà dice oggi che noi abbiamo, ancora oggi in Veneto, 1700-1800 persone ogni giorno nuove che si ammalano. Una quota di queste finiranno in ospedale, una quota di queste finiranno in rianimazione, una quota di queste moriranno. Io penso che questa non sia diplomazia, no, ma che sia esattamente quello che accade. No, ma in effetti racconta, la diplomazia nel dire invece, come ha fatto un ragionamento Bui, state attenti, faccio un esempio, poi abbiamo la pubblicità dietro. Cioè, mi raccontavano delle insegnanti delle elementari che hanno ripreso le scuole e hanno chiesto ai bambini come hanno passato il Natale per curiosità, e hanno detto l'ultimo dell'anno, bene, ci siamo trovati con i nostri amichetti, eravamo in 6, in 8 a casa mia, abbiamo festeggiato, ci siamo divertiti tanti, cioè questo è stato anche un comportamento davvero scellerato da parte di molte persone, e poi i risultati avvengono, e voglio dire, e allora il richiamo credo da parte di chi ne ha le autorità credo sia giusto che venga fatto da un modesto, da un punto di vista mio. Guardate, allora siamo in mezzo a una pandemia mondiale, ci sono migliaia e migliaia di casi ogni giorno in tutte le regioni del mondo. Noi abbiamo l'ambizione di essere una regione numero 1. Noi vorremmo essere quella dove ci si ammala meno, vorremmo essere quella dove si guarisce di più, vorremmo essere quella che dà più opportunità alle persone di vivere una vita normale. Dobbiamo capire che non bastano i presidi sanitari, gli ospedali e i divieti. Non bastano, serve il comportamento individuale. Andare con quello che sta dicendo lei ancora in Inghilterra, oggi oltre di 2000 morti, insomma, mi sembra. Ma certo, vi dico, bisogna rendersi conto che stiamo vivendo un momento che non abbiamo mai vissuto, che forse non conosciamo completamente. Temiamo alcune conseguenze, ma quello che davvero accade lo capiremo magari quando, mi auguro, sarà finita questa epidemia. Allora, in questo momento serve il contributo di tutti per poter essere una regione sicura, o almeno il più sicura possibile. Se qualcuno non rispetta le regole e vanifica il lavoro di chi le rispetta, questo deve essere chiaro, e quindi su questo non ci sono attenuanti, serve molto rigore. Certo. Chi non rispetta le regole non deve essere accettato in una comunità che si propone di salvare la propria salute.
Sono perfettamente d'accordo, dottor Flores, anzi è d'accordo, credo siano d'accordo tutti. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi tra poco.